Serata di derby piemontese al Palo Bibanca. La Reale Mutua Fenera Chieri 76 batte in 4-7 la Bosca San Bernardo Cuneo, trovando la prima vittoria in trasferta di questo campionato. Dopo un turno di Halloween sfavorevole ad entrambe, Cuneo e Chieri si sono trovate l'una contro l'altra con gli stessi punti in classifica. Sestetto confermato per coach Pistola, con Vanecchio postacambi, Nizitic e Markovic in banda, Zambelli e Candia al centro e Zannoni libero. Cambio invece al centro per Bregoli, che preferisce Acrari a Mazzaro in coppia con Rolsen, Groben e Polter in diagonale e Perinelli e Guerra in posto 4. Primo set equilibrato, con le due squadre che mostrano di equivalersi, un'ottima Vanecchia trascina le sue compagne fino al 25-23. Nel secondo parziale cambia la musica, con le Collinari che cambiano registro e con un'ottima fase muro difesa, forse la vera chiave della partita, riescono ad incartare le padrone di casa che si fermano a 12 punti. Il terzo set torna ad essere equilibrato. Il duello tra Vanecchia e Gorbelna, premiata MVP a termine partita grazie ai suoi 24 punti, affascina il Palo Bibanca. Break contro break nel cuore del parziale, con le cunesi che sul 22-22 non riescono più a tener botta, cedendo 25-23. Il copione del quarto set è il medesimo, le due squadre si incamminano a braccetto fino alla fine. Vanecchia tiene a galla Cuneo con i suoi 25 punti complessivi, ma i muri di Chieri fanno la differenza, ben 16 a discapito dei 4 delle biancorosse. Ed è proprio un monster block di Amber Rolsen a far calare il sipario al Palo Bibanca sul 25-23. 3-1 in rimonta per Chieri, che si rialza dopo il KO casalingo di giovedì sera e torna a muovere la classifica trovando 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Per Cuneo invece, dopo la bella vittoria contro Monza di una settimana fa, sono arrivate 2 sconfitte che però non possono cancellare minimamente quello che di buono sta facendo questa squadra in questo inizio di campionato. Per le ragazze di coach Pistola adesso una settimana di lavoro in vista della sfida contro Firenze. Per Chieri invece si torna al Palafenera con la sfida a Scandicci.